Vi siete mai chiesti perché in lingua napoletana un omosessuale, un gay, viene appellato volgarmente col termine ricchione? Ovviamente parleremo di omosessualità solo da un punto di vista linguistico per evitare di addentrarmi in un ginepraio complicatissimo di parole politicamente scorrette. Però d'altronde se c'è qualcuno che può parlare di omosessualità senza che nessuno si senta offeso è proprio un Amedeo. Sì, che dovete sapere che un altro dei sinonimi in lingua napoletana di gay, di omosessuale, è proprio Amedeo. La parola ricchione è una parola relativamente moderna. Le parolacce napoletane sono quasi tutte greche o latine. Ricchione invece nasce nel Seicento. Siamo in epoca vicereale. Gli spagnoli governano Napoli con i viceré, Don Pedro de Toledo, Don Ignazio di Zúñiga, eccetera. Nello stesso tempo però i conquistadores spagnoli stanno colonizzando il Centro America e da lì arrivano storie leggendarie, storie fantastiche. Raccontano per esempio che i capi del popolo Inca e Maya nel Centro America vengono detti oreones, grandi orecchi, perché avevano dei monili d'oro pesantissimi che appesantivano e allungavano i lobi ed inoltre decoravano le loro orecchie con polvere d'oro, donde l'altra locuzione volgare napoletana chi le teneva povera in goppe e orecchie è il famoso gestaccio degli scugnizi napoletani. Le storie erano leggendarie. Si raccontava che questi oreones fossero tutti obesi, che avessero abitudini sessuali lascive, di promiscuità, oppure addirittura che venissero evirati da bambini, per questo erano obesi. Insomma, tutte queste storie arrivano a Napoli. Grande orecchio, sinonimo di omosessuale, di evirato. E allora i scugnizi napoletani cominciano ad appellarsi fra di loro, chille oreones, chille de una povera in coppe e orecchie. E nasce questa locuzione che ovviamente oggi è compresa in tutta Italia, perché noi sapete abbiamo esportato tanta cultura, tanta arte, storia, letteratura e anche qualche parolaccia. A questo punto però vi chiederete perché mai anche con un altro sinonimo della parola gay omosessuale è Amedeo. Ecco, questo lo voglio chiarire perché tutto dipende dai posteggiatori napoletani. Loro avevano, quelli che suonavano nelle osterie, nelle trattorie, avevano una lingua loro, la parlesia. Per non farsi capire dai clienti avevano parole tutte particolari. Le banne erano i sordi, la cummare era la chitarra, e per indicare che magari un cliente era un po' appunto affemminato, omosessuale, usavano dire chille nu poco Amedeo. Però io voglio chiarire, attenzione, io non sono un poco Amedeo, io sono Amedeo dalla capo pera, sono tutto Amedeo.